Nelle città in cui viviamo, sotto i nostri piedi, oltre alla rete di tubi che ci portano l'acqua potabile, vi è un'altra rete di condotte e canali sotterranei che solitamente chiamiamo fogna. In questo video vedremo come è fatto e come funziona un sistema fognario. Per fognatura, o sistema di drenaggio urbano, si intende il complesso di opere e collettori, generalmente sotterranei, che raccolgono e smaltiscono lontano da insediamenti civili e o produttivi le acque superficiali, piogge e quelle reflue provenienti dalle attività umane. I sistemi di drenaggio urbano possono essere suddivisi in due tipologie: i sistemi unitari e i sistemi separati. Nei sistemi unitari, anche detti sistemi misti, si raccolgono nelle medesime canalizzazioni sia le acque reflue, nere, che quelle meteoriche, bianche, mentre nei sistemi separati si hanno due reti distinte. Le principali componenti di una fognatura sono le opere di raccolta delle acque meteoriche, caditoie e pluviali, e reflue, scarichi privati, le reti di collettori stradali e le opere particolari realizzate per garantire un corretto funzionamento del sistema, sfioratori, vasche di prima pioggia e vasche volano. Il professor Marco Franchini, ingegnere dell'Università di Ferrara, ci spiegherà più approfonditamente queste componenti. Le caditoie servono per raccogliere l'acqua proveniente dalla superficie stradale. Possono essere di due tipi, fondamentalmente, a griglia o a bocca di lupo. Esistono comunque caditoie che riassumono assieme le caratteristiche geometriche di entrambe. In ogni caso l'acqua viene raccolta in un pozzetto sottostante la caditoia, a sua volta collegata alla condotta fognaria. Le grondaie e pluviali servono per raccogliere l'acqua proveniente dalle coperture degli edifici ed anche in questo caso viene ricondotta ad un pozzetto a terra, a sua volta collegato alla condotta fognaria. Per quanto riguarda le acque reflue provenienti dagli edifici, particolare cura deve essere riposta nella realizzazione degli allacciamenti degli apparecchi sanitari, quali lavandini e bidet, in modo da garantire la corretta areazione della colonna di scarico e la presenza di un sifone a valle degli apparecchi, in modo da impedire la risalita dei cattivi odori dalla fognatura all'interno delle abitazioni. La rete dei collettori serve al vero e proprio allontanamento delle acque bianche e nere dai centri urbani. Questi collettori sono caratterizzati da una lieve pendenza che permette il deflusso a gravità. Questa pendenza viene definita in base alla naturale altimetria del terreno che talvolta suggerisce la realizzazione di condotte in pressione e in questo caso ci si avvale di stazioni di pompaggio. Lungo la rete di collettori sono disposti i pozzetti di ispezione. Come dice la parola stessa, sono dei manufatti inseriti nella rete per rendere possibile l'accesso ad essa per ispezione e manutenzione. Sono posti lungo la rete a distanze di circa 50 metri l'uno dall'altro o in corrispondenza di punti particolari, quali le confluenze di più condotte. Questi pozzetti devono avere dimensioni tali da consentire l'accesso agevole al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo. Durante gli eventi di pioggia importanti, nelle fognature miste entrano grandi volumi di acqua. Portare questi volumi di acqua direttamente all'impianto di depurazione può causare difficoltà di funzionamento allo stesso impianto. Per di più, le acque piovane hanno caratteristiche qualitative sicuramente migliori di quelle delle acque reflue e tali da permetterne lo scarico diretto nell'ambiente. Ecco allora che nelle fognature miste vengono realizzati impianti chiamati sfioratori o scaricatori di piena che permettono di separare durante gli eventi di pioggia le acque nere dalle acque bianche ancorché sufficientemente diluite. Le vasche di prima pioggia, al servizio delle reti separate, e in particolare delle reti bianche, sono costituite da una vasca di opportune dimensioni che consente di immagazzinare e inviare successivamente al depuratore le portate effluenti nella fogna bianca nella fase iniziale di un evento meteorico. Ce lo spiega meglio sempre il professor Franchini. Infatti, la prima pioggia che cade esegue un lavaggio della superficie stradale, dove si sono accumulate molteplici sostanze inquinanti, soprattutto dopo lunghi periodi di non pioggia.
Queste sostanze sono polveri da gas di scarico, residui dovuti all'usura dei pneumatici, oli, grassi, rifiuti e pertanto le caratteristiche di queste acque sono tali da non consentirne lo scarico diretto nell'ambiente. Ecco allora che le vasche di prima pioggia le intercettano, le trattengono e le rilasciano indirizzandole all'impianto di trattamento dove subiranno un processo di depurazione al pari delle acque reflue. Infine, le vasche di laminazione sono vasche che servono ad immagazzinare grandi volumi d'acqua durante gli eventi di pioggia per evitare di scaricare direttamente nei corpi idrici ricettori, canali, fiumi, eccetera, portate molto grandi che potrebbero danneggiarli. Indichiamo con Q maiuscolo la portata proveniente dalla rete fognaria e con Q minuscolo la portata massima accettabile dal corpo recettore. Quando la portata proveniente dalla rete fognaria supera la portata massima accettabile dal corpo recettore, l'eccedenza viene accumulata nella vasca di laminazione, che la restituisce quando la portata proveniente dalla rete fognaria torna ad essere inferiore alla portata massima accettabile dal corpo recettore. Abbiamo quindi visto come l'acqua che noi utilizziamo nelle nostre case per diversi scopi, in bagno, in cucina, per lavare i panni, eccetera, e più in generale in tutti gli edifici pubblici e industriali, nonché l'acqua che cade sulle strade e sui tetti degli edifici quando piove, deve essere raccolta e allontanata dalle città. Questo compito è appunto assolto dalle fognature.